Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Sono stati completati i primi 2 piani dell'ospedale Felettino della Spezia. Entro aprile del prossimo anno sarà ultimata la struttura ospedaliera e tutti i lavori termineranno all'inizio del 2028, con il completamento delle opere interne ed esterne e degli impianti del nuovo ospedale. Portare l'attesa in pronto soccorso sotto le 8 ore per almeno il 90% dei pazienti. È questo l'obiettivo del modello organizzativo regionale approvato per ridurre il boarding nei pronto soccorso. Regione Liguria ha definito regole uniformi per tutti gli ospedali e una quota certa di letti riservata ogni giorno all'urgenza. È online sul sito della Regione Liguria tutta la documentazione relativa al bando 2026 per la concessione di contributi fino a 250.000 euro a favore di comuni che organizzano manifestazioni storiche e tradizionali dal 1 maggio al 30 novembre. Nel 2025 sono stati sostenuti ben 57 eventi in tutta la Liguria. Più sport tra gli over 65 grazie al bando destinato agli enti di promozione sportiva. Con questa misura nel 2025 oltre 800 cittadini liguri over 65 hanno praticato attività fisica gratuitamente, tra ginnastica dolce, trekking e gruppi di cammino, arti marziali, ballo da sala. Il bando verrà rinnovato anche nel 2026. È stato inaugurato il Salone Orientamenti della provincia di Imperia, ospitato al Palafiori di Sanremo. Gli studenti delle scuole medie e le famiglie possono confrontarsi direttamente con tutti gli istituti e gli enti di formazione per scegliere il percorso più adatto a loro. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.